Lavoro nella biblioteca cantonale di Lugano, lavoro qui da 3 anni e faccio come magazziniere. Quando sono arrivato in Svizzera avevo 15 anni. Il viaggio è durato tipo in Etiopia, sono stato lì per 6 anni, e in Sudan ho fatto 1 anno, in Libia 1 anno, poi in Italia 7 mesi, 15 giorni e qua dal 2015 così 9 anni. Non mi ricordo bene, ma più o meno 3-4 anni a Paradiso. Dal Paradiso Pecia, da Pecia Camerino, dal Camerino a Froda, da Froda Paradiso, dal Paradiso Castione, da Castione a Camerino, dopo ho preso appartamento, ho fatto tutti. Per ricordo di Paradiso mangiavamo insieme, uscivamo insieme, anche andavamo a giocare il calcio insieme, poi ci conoscevamo tra di noi tutti. A Paradiso ci si conosce per forza. Sono 6 piani di vicinanza. Quasi tutti i richiedenti asilo minorenni transitano da qui dopo i primi mesi nelle strutture federali. È il loro primo approdo in Ticino. Allora, generalmente la fascia di età che arriva è quella dei 16enni, 17enni al massimo. Però attualmente il ragazzo più piccolo che abbiamo ne ha 14. La media per di permanenza è circa 2 anni, abbiamo visto. Fino a qualche anno fa arrivavano anche più piccolini, Sì, poi esatto. si è alzata la media, Esatto, nel senso sì. che abbiamo avuto diversi ragazzi di 12. C'è chi ha vissuto qui 3-4 anni. Sì, esatto. Sei. Esatto, sì, anche 6, sì. Abbiamo 2 equip educative, quindi prendono in carico i ragazzi, massimo 96. Certo i numeri non sono proprio molto alti delle risorse, vabbè, siamo stati anche noi, anche noi vittime dei tagli, giusto dei tagli delle risorse educative, eccetera, eccetera. Però ecco, lì se non c'è il cuore non si fa molto, però hanno cuore e hanno anche testa, perché bisogna pianificare e organizzare la giornata. Ciao. Qui sono collocati ragazzi che arrivano da poco, hanno un'età un po' più piccola. Questo è un appartamentino al 6° piano che, insomma, come vedete, andrebbe sicuramente molto... Per cui ecco, io rinuncerei la vista per avere un foyer diverso, diciamo. Non è una bella casa, no? Non è una bella casa, è quello che in questo momento ci viene dato. Perché noi tra un po' dovremo andare via da Paradiso. Non è pensabile di ricreare Paradiso da un'altra parte con 96 minorenni, vanno fatte comunque delle comunità di vita più piccole. Ci sono diverse cose che si stanno valutando, però non abbiamo una soluzione ad oggi, purtroppo. Possiamo entrare? Grazie. Prego. Papà, mamma o 4 figli. E Mohammed è 3 scuola. Sono sorveglianti che sono nei diversi piani, però almeno anche la sera riescono ad avere visione su tutto, perché alla fine se sei qua non riesci a vedere sopra. Costruito vicino al penitenziario cantonale, in questo centro gli ospiti hanno molta autonomia, ma spesso anche traumi e disagi ancora da superare.
A luglio dell'anno scorso un episodio ha sconvolto la piccola comunità dei richiedenti asilo di Cadru. Noi avevamo anche un affetto profondo per questo ragazzo che abbiamo cercato di aiutare in tutti i modi. È stato molto duro per tutti, per l'equipe, per me, per Croce Rossa, perché chiaro è una tragedia. Purtroppo chi decide di togliersi la vita, se non lo fa all'interno di Croce Rossa, lo fa da un'altra parte fuori. مادر مرحوم آرش تقریبا یک سال چند 5 سال پیش از اینجا حرکت کرد به خاطر درس به خاطر که او در اونجا هم که بود فکر خانه خیلی بوده در می فکر بود که مشکلات خانه ما حل شود ما بسیار دچار مشکلات اقتصادی هم هستیم ما یعنی برادرای زیر اگر یک تایش میدونه یا دو تایش میدونن که همکاری کنن قدیما جور تایا رفت مرگ ناگهانی رقم داده برم آمد جنازه شما Non solo centri e foyer, per i richiedenti asilo in Ticino si aprono anche le porte di alberghi e pensioni. Questi spazi ospitano a volte aule per l'apprendimento della lingua. Di dove sei? Sono dei topi? Molto bella, italiano, parla italiano. È difficile. Un po'. In mia città, in Diyarbakır, da Turchia, io sono parrucchiere. Sono curdo e città Diyarbakır. Persona molto bellissimo perché caldo persona qua. Parliamo, sempre parliamo, aiutare, sì. Fino a 4 mesi fa aspettavamo solo turisti, che siamo in fase di ristrutturazione, siamo fermi con i lavori, da febbraio aspettiamo i richiedenti d'asilo. Le pensioni vengono utilizzate sempre come strutture eccezionali, ma in realtà fanno parte della quotidianità, ma per gli adulti, per i ragazzi c'è bisogno di qualcosa che sia più legato a una casa, quindi a un tipo di accoglienza diversa. Stanno bene, abbiamo cercato comunque di creare degli spazi familiari, però ecco è una situazione provvisoria. No spina, no pusba, no gym. 20 franc a Uche, 1 Uche. Here no, here go, here no, sit down. Ich sag go, here no. Alle persone dormire alle staghe. No Schule, no gym, no spielen. Allora, quello che rispondiamo normalmente a questi ragazzi è che effettivamente hanno anche ragione, nel senso che il tempo di attesa per andare a scuola a loro sembra molto lungo e in tempi d'attesa si parla di 4 mesi più o meno. Un corso è finito, adesso ne riparte un altro, ma non è detto che tutti entrino, anche perché, ripeto, i numeri degli arrivi sono sempre importanti. Fra poco ce l'ho l'esame pratico del teorico fatto, adesso mi manca solo quello e spero che andrà tutto bene. Ecco, questo è il centro di Castione, è strutturato su 2 piani. Qua di sotto abbiamo 21 posti,
Il piano terra è il primo step di arrivo dei ragazzi quando arrivano dai centri federali. Vengono accolti in queste 7 camere, mentre al piano superiore sono i monolocali della semiautonomia, dove i ragazzi in un secondo tempo provano a essere un po' più indipendenti prima dell'uscita in appartamento sul territorio. Hanno garantiti tutti i pasti, in autonomia si gestiscono il pranzo, quindi ricevono i loro soldini e si cucina. 63 a settimana. Il massimo è 112. Quei 112 a settimana devono garantirsi sia il pranzo che la cena in autonomia. Abbiamo gli afghani Hazara, gli afghani Pashtun, gli afghani Tagiki, sono diverse, sì, insieme, e questo è anche il lavoro educativo che si fa di superare quelle differenze di convivenza che loro si portano dal loro paese, perché qui condividi la stanza con un Pashtun, anche se sei Hazara, riesce, non è sempre facile, perché ovviamente poi ci sono dei vissuti, però si riesce a farlo. De Colombia. Teníamos problemas de seguridad. Eso nos llevó a recibir muchas amenazas, atentados, hasta que ya nos vimos obligados a abandonar por un grupo armado al margen de la ley. Nuestra estadía aquí sentimos un calor humano muy bonito, un apoyo. Entonces, bueno, pero fue maravilloso. Allora, la realtà dei centri di accoglienza nella fotografia fatta da Emiliano Bosse e Daniela Fabello, abbiamo visto una realtà varia, frammentata, centri grandi, piccoli, pensioni. Perché ci si ritrova con un quadro così frammentato? Perché alla fine del 2022 i posti nelle strutture ordinarie, quindi i centri di Cadro e Paradiso, per esempio, che abbiamo visto, più i foyer per i minorenni, non bastavano più, è stato necessario trovare altre soluzioni. E abbiamo quindi reperito 800 posti in più in varie strutture e il Cantone ancora oggi è alla costante ricerca di nuove soluzioni per poter ottimizzare l'alloggio dei richiedenti l'asilo, rispettando una logica di economicità che è sempre più importante, ma anche di utilizzo razionale delle risorse. Ecco, avere tutta questa situazione frammentata però non aiuta in questo senso, nel senso può essere bello avere la pensioncina, ma alla fine sarebbe meglio avere più persone sotto lo stesso tetto, immagino. Certo, l'obiettivo è trovare strutture di dimensioni medio-grandi che possano garantire una stabilità sul medio-lungo termine. È chiaro che trovare strutture di questo tipo è molto difficile, sono anni che le stiamo trovando e le soluzioni che abbiamo individuato sono di difficile realizzazione. Ecco, qui la domanda è inevitabile. Com'è il rapporto con la popolazione e le autorità quando si cerca di aprire un nuovo centro? E forse vale la pena di spiegare, perché quelli che hanno fatto più discutere sono stati Chiasso e Balerna, che stiamo parlando di centri cantonali e non federali come appunto quelli del Mendrisiotto. Sì, parliamo di centri cantonali, non di centri federali, quindi centri in cui le persone sono già passate da un centro federale che ha fatto un primo triage, una persona su 2 che arriva a un centro federale circa viene poi attribuita al cantone, quindi le dinamiche che ruotano attorno a un centro federale d'asilo sono molto diverse rispetto a quelle che ruotano attorno a un centro cantonale. In generale le esperienze sono positive e costruttive, riscontriamo una certa reticenza iniziale da parte sia degli organi politici che della popolazione, poi però alla fine il bilancio è sempre positivo. Vabbè, questa è una buona cosa da sapere, nel senso che anche una serata come questa può contribuire, no?